che teoricamente possono modificare tutte le parti della Costituzione con l'articolo 139. In realtà sappiamo che hanno detto più volte che la prima parte non è toccabile e quindi, siccome l'articolo 10 è nella prima parte, sicuramente non hanno interesse a modificarlo, non lo faranno mai, quindi diranno, si adopereranno per una interpretazione, come sappiamo, distorta, parziale, interessata, ma non lo modificheranno mai. Anche adesso loro ignorano. Se lei va a un dibattito, anzi se tu vai a un dibattito, sentirai che invocano quasi in modo cieco, ottuso, l'articolo 5, che è una norma estremamente pericolosa. Perché? Perché è una norma rigida. Si può anche essere d'accordo su una norma che tende a salvaguardare il territorio dello Stato, ma ce ne sono già altre, il perimetro del territorio e i confini. Ma difenderla in modo così ottuso e cieco è pericoloso. E se volete, se mi consentite, senza che questo sia così un'affermazione ingiuriosa di tal lungo, è anche un po' stupidino, perché io cito sempre, che è bene ricordare la storia, che non ci sono norme eterne, solo i comandamenti divini probabilmente durano per sempre, ma le regole degli uomini non possono che essere caduche per loro definizione. Allora cito sempre, ricordo cosa accadde nel 1848, quando Carlo Alberto presentò lo Statuto Albertino, che porta il suo nome. Sapete cosa disse? Disse: questa è una legge perpetua e irrevocabile. Perpetua, come la legge divina, irrevocabile, nessuno può toccarla. Oggi abbiamo lo Statuto Albertino. E allora ha detto due, si può dire, fregnacce contestualmente. E però lo disse, e guai chi l'avesse contestato. Guardate che questa storia dello Statuto Albertino è legge perpetua e irrevocabile, la stessa dell'articolo 5, cioè è una stupidità colossale, ma non perché lo dico io o lo dice qualcuno di voi, o perché la odiamo, o perché la pensiamo, semplicemente perché è la storia che la smentisce. Non può esserci un percorso predefinito per sempre, è la storia, il passato che dice che non esiste. Ogni tempo, lo diceva bene Thomas Jefferson, su queste cose era molto molto incisivo, che ogni generazione ha diritto di darsi le proprie regole, le regole ordinarie, ma anche le regole che sono quelle del patto sociale, del patto fondante. Quindi guai a considerare delle norme eterne e valevoli per sempre, perpetua e irrevocabile. Vi rendete conto che stupidità ha detto il re in quell'occasione? Stupidità contraddetta dalla storia. Oggi chi dice che l'articolo 5 non si tocca dice la stessa cosa, dice che l'articolo 5 è come una norma perpetua e irrevocabile, è una stupidità storica colossale, pericolosa, come tutte le norme giacobine e rigide, è estremamente pericolosa, ed è in contrasto con l'articolo 10 se letto in funzione della norma del diritto internazionale, quindi al tempo stesso due errori.